Bene, buongiorno, allora sono Fernanda, oggi faremo una lezione molto tranquilla, presento i miei soliti allievi molto tosti e di solito io ogni lezione ho un piccolo attrezzo, invece oggi l'attrezzo, quello che non manca mai, è la sedia. Quella è proprio necessaria, indispensabile. Grazie. E andiamo a incominciare, alzatevi, attacco la musichetta, perché quella non manca mai, e andiamo a marciare. Vai! Oggi è caldo afoso, una cosa, io lo ricordo sempre, l'acqua portatela, se non avete sete non importa, bevete il mezzo litro di acqua, magari nell'oretta, se riuscite a berlo tutto sarebbe oro, dopo magari i bagni sarà in biedla, però insomma cercate di bere perché si suda, dai! Piccole marcette, usate anche le braccia. 8, 7, sulla testina, 6, 5, 4, 3, 2, sulla testa, 1 e inspiro, lento e giù. Vado, inspiro, giù. Inspiro e giù e torno a marciare. Vai sulla testa, non guardate giù per terra che non c'è niente. 8, 7, 6, 5, 4, anche le braccia. 3, 2, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, inspira, espira, bene, alzo bene, giù le spalle e giù, l'ultima volta inspiro e giù, rimaniamo così e dondoliamo le braccia, ogni volta incrocio diverso, via, 8, 7, 6 sulla testa, 5, 4, 3, giù le spalle, 2 male, piano piano, 1, insieme alle gambe, vai, 8, che si piegano, 7, 6, 5, morbide le braccia, 4, 3, 2, 1 e stop, 8, su e giù, le braccia. Vai, anche qua non dondolo il busto, non la testa giù ma è su, belle le braccia però morbide, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e stop, sciogliamo un attimo le spalle, le braccia, sciogli e andiamo a lavorare con le spalle. Attenzione, destro e sinistro, occhio, facciamo anche una leggera torsione del busto, quindi mentre facciamo la circonduzione della spalla il busto si muove un pochino, vai, 8, 7, 6, 5, attenzione, fermi lì, non è questo, è un altro movimento, lasciate il braccio rilassato, è la spalla, attenzione la spalla, è questo, quindi non devo enfatizzare il braccio a tirarlo su, no, resta lì e va solo la spalla, vai, via, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 1, 2, 3, 4, ferma la testa, 5, 6, 7, 8 e torno indietro, 8, 7, il busto fa sempre questo, si gira un po', 6, 5, 4, 3, 2, 1 e molliamo anche le gambe, sciogli, sciogli bene, sciogli, sciogli. Sempre per le spalle, le braccia sono rilassate, chiudo e apro. Quindi quando chiudo le scapole si staccano, quando apro le scapole si chiudono. Attenzione, non mi fate l'arco dorsale, quindi tenete bene la schiena ferma e vai e via. Dai, 1, state su, non questo, non questo, vai, 1, 2, 3, bravi, 4, no questo, no questo, è solamente la 6, 7, ancora un 8, 1, 2, 3, 4, 5, ferma la schiena, 6, 7 e 8 e sciogli, 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 8, su e spingo, inspiro, espiro e tutta l'inspirazione, tutta l'alzata, tutta l'espirazione, tutta l'abbassata. Quindi ascoltate sempre l'inspirazione che deve andare uguale al movimento e giù, via, inspiro, espiro, vai, 1, lento, 2, 3, 4, qua, 5, 6, 7 e 8 e sciogli, sempre parte alta del busto. Attenzione, mettiamo le mani ai fianchi e andiamo ad avanzare con il busto in avanti. È solamente questa parte, come se io ricevessi un pugno qua, ricevo un pugno, bam, quindi pugno e pugno sullo sterno, ok? Quindi è questa parte che si apre e si chiude. Proviamo, dai, via, 1, 2, 3, senza farlo con velocità, 4, bravi, 5, sì, 6, 7, 8, usiamo l'ispirazione e l'espirazione, inspiro, 2, 3, fermo il busto però non va in avanti, 4, 5, 6, 7, molto bene, 8, questa si chiama isolazione, sciogli, sciogli bene, oh, scusate, amen, sciogli bene, è partito, amen, ciao. Facciamo senza musica perché ogni tanto parte. Sciogli, sciogli bene. Adesso, sempre le mani qua, come volete anche qui, dobbiamo spostare sempre busto, quindi la parte alta, destra e sinistra. È la spalla che si enfatizza un pochino, ok? Quindi è questo e questo. Se vi va meglio, piegate un po' con le gambe, ok? Ed è come se qualcuno mi tirasse la spalla destra e sinistra, ok? Pronti? O così, come riuscite meglio. Vai, 1, 2, giù le spalle, 3, anche l'altra, 4, sì, 5, 6, 7, 8, ancora, 7, bravi, 6, 5, non crollate con le spalle, 4, 3,
2 e 1 e sciogli. Un po' più difficile era, vero? Un po', un po' più difficile. Sempre parte alta, dopo andiamo dietro a fare le gambe. Vado a inspirare, attenzione, fermi, prova, là, e ok, faccio una torsione del busto e torno, torsione del busto e torno. Il braccio, se riesco bene, in alto qua vicino all'orecchio, poi dietro non spingete troppo se vi dà fastidio, quello che riuscite, arrivo lì, non importa, l'importante è questo e la torsione insieme alla testa, quindi lo facciamo piano, altrimenti gira. Vado destra e sinistra, via, 1, 2, inspirate, 3, vai, 4, anche la testa si gira, 5 insieme al busto, 6, bravi, 7 e 8, sciogli bene le spalle, mollate, andate un pochino giù, sciogliamo bene la schiena, quindi qua potete rimanere un po' curvi e lentamente vengo su. La stessa cosa, è un pochino più difficile, quindi dietro, arrivo lì, va bene, arrivo là, non importa, va bene lo stesso, e poi butto fuori, ok? Quindi inspiro ed espiro, è come se raccogliessi l'aria per inspirare e poi per espirare, ok? Pronti? Anche qua 2 volte 8, partiamo con la destra, vai, e 1, 2, fatelo lento, è un movimento unico, 3, 4, bravi, vai, 5, raccolgo all'aria per dietro, 6, 7 e 8, molto bene, sciogliamo. Cosa dite? Andiamo dietro allo schienale per lavorare con le gambine. Oh yes! Che serietà, un sorrisino, vabbè che non c'è la musica, porca miseria, mannaggia, che non so che cosa gli è successo. Sorrisi, grazie, smile. Oh yes! Ok, allora divarichiamo bene le gambe, i piedi sono un po' aperti, qua dobbiamo panza dentro e anche sederino, schiaccio bene. Da questa posizione io piego, ok? Ma non solo piego, ma piego e stendo. Ogni piegamento cambio anche di braccia, quindi lo faccio alternato. Attenzione che non è questo oppure questo, ok? Io ho i piedi un po' aperti perché così mi facilita aprire anche le ginocchia, ok? Quindi non fate questo, buttatele in fuori, ok? Come se avessero 2 occhietti, che uno guarda a destra e l'altro a sinistra. Insieme usiamo anche il braccio, parte col destro, via, 1, 2, sinistro, 3, 4, vai, 5, 6, 7, ancora un 8, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sciogliamo un attimo. Sciogli bene. Adesso vi faccio vedere. Rimango piegata e uso solo le braccia. Attenzione, non lì, un po' più alte. Un po' più alte. Sempre belle tese. Attenzione, non è questo, è sempre molto controllato, ok? Vado, piego le ginocchia, apro bene lì, quindi non le chiudo, stringo glutei dentro pancia, vai destra e sinistra, giù le spalle, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, via, 1, 2, 3, vai, 5, 6, 7, il terzo, 1, dai, 2, 3, 4, 5,
6, 7, quarto quarto, 1, una volta sola, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cosa dite? Possiamo finire? Diciamo sciogli, se proprio si deve, sciogli, 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 sciogli bene. Ok, adesso ci teniamo ogni passo e dietro la gamba. Lo facciamo anche questo alternato abbastanza, diciamo, veloce, cercando di, vi faccio vedere, quando allungo, naturalmente questo ve lo dirò sempre, no qua, intanto non sono così ma sono così, testa non è lì e là, e se riesco, senza spingere troppo, appoggio tutto il tallone, se no quello che riuscite cercando di piegare questa gamba davanti, però non questo, ma ogni volta devo avere in testa che la devo piegare, non in avanti ma indietro, perché il ginocchio deve rimanere perpendicolare alla punta del piede, ok? Attenzione, non questo, ok? Oppure la bella, no, il colpo della striga, no, qua sono lunga, quindi lo sguardo è sempre lì, così mi aiuta ad allungare bene la schiena, non tirarla su, ok? Pronti? 70 volte 8, va bene Domenico? Vai, vado, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il terzo, via, 1, non è questo, 2, ma è questo, 3, vai 4, 5, 6, 7, era il quarto, vero? No, il terzo, 1, 2, 3, 4, dai, 5, 6, 7 e mo 8, mi posso sciogliere bene. Sciogli, sciogli, sciogli. Dai, ultimo esercizio in piedi, dopo forse ci sediamo. Che bello! Allora, sempre gambe ben divaricate, anche qui piego, lo faccio abbastanza velocemente. Occhio però, attenzione, non questo, ok? Ma è lento, non vado troppo giù, quello che mi consente il mio ginocchio, ok? Lo facciamo lento in modo da non sovraccaricare l'articolazione del ginocchio. Giù le spalle, chi se la sente lo può fare anche così, ok? Chi non se la sente lo fa con le mani appoggiate allo schienale, però le spalle sono sempre giù. Pronti? Mezza, stringo glutei dentro la pancia, via, 1, 2, 3, 4, tenersi, 5, 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo, il bacino non si muove, 8, 7, 6 piccoli piegamenti che lavora anche qua il quadricipite, ancora l'ultimo, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3 e mi si inciampada, 2, come il mio giradischi, 2, 1, stop. Sciogliamo, sciogliamo, fate, sì, la sciogliamo bene, fate un girino per vedere se va tutto quanto bene, poi ci sediamo e beviamo anche l'acqua perché è molto caldo. Seduti bene, che si parte. Chi è già seduto, sciogliamo un attimo le gambe, sciogliamo bene. Oh là. Sapevo io, siete tutti così. Che bello.
scherzo, lo facciamo verso la... per piacere. Vabbè, allora facciamo tutto, dai, diamo un po' di accontentezza a Domenico. Ci sciogliamo bene le gambe, scioglietele proprio. Sciogli, sciogli, sciogli. Ah, che bello. E però adesso ci stacchiamo. E su bene la schiena, non inarcate questa parte. E andiamo. Appoggio lì. No, lì, boh, dove? No. No così, no cos'ha? No lì, là. No qui, ma tipo braccio di ferro. Candeliere. Pugni belli forti. Avvicino e allontano. Attenzione, state giù, se no vi stancate. Non questo e questo, ma è questo e questo. Quindi spalle sempre giù, ok? Espiro, inspiro, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gomiti alti, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fermi, sciogliamo perché lo rifacciamo 250 volte. Attenzione, ho visto un po' di cose. Allora, qualcuno mi fa questo, non va bene. Qualcuno, non lo so cos'è che fa, robe strane. No, sono lì, i pugni sono chiusi, non serrati, ma chiusi. Non che mi deve, dopo le mani tutto sudate, chiusi. Chiudo e rimango là, non vado giù, perché questo poi lo faremo dopo, è un altro. Quindi sciogliamo bene, rifacciamo sempre lo stesso. Facciamo finta di avere i pesini, non ce l'abbiamo. Oggi sono stata brava, volevo portare i pesi ma ho detto no, fa troppo caldo. Però neanche qua, là, angolo retto, no questo, rimango così, no questo, si guardano, fate finta di avere lo smile qua che si guarda, ok? Pronti? Parto da fuori? Posso andare? Vado? Cosa dite? Vado? Via, 1, 2, 3, 4, giù le spalle, 5, 6, 7, giù le spalle, ferma con le spalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cioè dai, dentro c'è, giuro. Sciogli bene. Pur si muove. Sciogli bene. Adesso andiamo invece, stiamo sempre così e andiamo a fare questo e giù. Questo, quindi sempre i muscoletti, i pugnetti, però vado a finire ai fianchi, ok? Quindi ho un po' più, una leva più alta. Pronti? Partiamo così, andiamo verso l'alto, poi verso il basso, via. 1, 2, fermi lì. No, lì è lento, il lavoro è diverso. Vado, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 1, 2, 3, 4, giù le spalle, 5, 6, 7, 8. Se avete voglia di andare giù e rilassarvi un pochino, mollate, andate giù, sciogliete bene, senza andare. Se vi gira la testa, tenetevi con le mani, non andate giù di brutto, ok? Però rimango un pochino di tempo. Sciogli là e lentamente vengo su. Adesso andiamo a fare sempre staccati, ci teniamo e andiamo ad allungare una gamba, partiamo da così e appoggiamo
il tallone. Se ce la faccio mi tengo bene, se ce la faccio la allungo del tutto, anche perché non andiamo velocemente, è prima una e poi l'altra, altrimenti anche senza allungarla troppo, attenzione però non è in avanti lo facciamo dopo, quindi parte in obliquo, partiamo con la destra, vado 1, 2, 3, 4, sto su, 5, 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, allungo bene, 2, vai dai, l'ultimo perché 3 non va bene, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, adesso mi fermo e sciogli bene, mollare le braccia e le spalle e le gambe, sciogli. Come state? Da Dio, che bello questo. Ok, allora sì, si sta meglio, si sta bene, non so dopo però che il sole arriva, vabbè. Ok, adesso cosa buddista? Dai, alza qua, la devo segnare, fare il libretto di tutte le vostre cose che dite, ma bellissimo. 8, attenzione, ci sediamo, ci appoggiamo bene, mettiamo le mani sopra alle cosce e andiamo a fare una piccola marcetta. Attenzione, però non è questa, che è poco, ma un po' più su, ok? E vado. Il piede lo possiamo tenere tranquillo, quindi non vi dico di fletterlo oppure morbido, però si lavora bene verso l'alto, ok? Via. 1, 2, 3. Sì, fermi lì, non le mani qua perché sennò vi viene piccolo questo, ma se io le tengo qua è bello grande. Pronto? Mezzo, via. 1, 2, 3, respirate, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fermi là. Credete voi, basta. Siete bravi. Allora invece adesso facciamo questo, sempre con la gamba destra, sempre le mani di prova, non lo fate. E questo, e questo, e questo. Ok, quindi io devo sempre scendere, ma non con tutto il piede, ma gli do come una specie di pin input, ok? 2 volte 8 destro, massaggio, perché secondo me dopo vi sentirete qualcosa, quindi massaggio bene. E sinistro, quindi destro, sinistro, yes, vado, posso, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, sei sempre stesso, 5, si sente qualcosa? 3, 2, 1, stop. Mollo, massaggio, perché presumo che un po' si sente, sciogli bene, vado con la sinistra, pronti? Giù le spalle, attenzione, non devo premere, solamente un appoggio della mano, ok? Via, 1, 2, 3, la punta, 4 e do gli input, 5, 6, bravi, 7, appoggio bene la schiena, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sciogli bene. Voi credete di basta? No, sciogliamo bene, ci stacchiamo e andiamo tutti verso destra, quindi basta che scivolo e mi allungo il quadricipite che ha lavorato. Tenetevi perché queste seggioline tenetevi bene su tutti gli appoggi che avete, metto la gamba sinistra dietro e cerco di allungare
il muscolo, ok, sono lì e conto 8 secondi, 7, state su con la schiena, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piano, appoggio e lentamente mi giro, fatelo piano e vado dall'altra parte. Appoggiatevi come vi sentite meglio, ok? Anche sopra qua e lo schienale va bene lo stesso. L'importante, state belli dritti, testa alta, spalla rilassata e allungo la coscia. Vai, 8, 7, va che bravi, tutti con la schiena perfetta, wow! Sì, 8, 7, 6, 5, anche le spalle, bravi, complimenti. 5, chi è la vostra insegnante? 4, 3, 2, 1, stop, lentamente piego, lentamente mi giro, lentamente mi appoggio e lentamente sciolgo. Sciogli bene, sciogli, mi ristacco di nuovo, mi appoggio dietro ma no così, quindi cercate un appiglio in cui potete stare con le spalle lunghe, le braccia tese, ok? Da questa posizione stendo invece in avanti, mentre prima l'abbiamo fatto in sdiego, questa volta lo facciamo in avanti, allungo, attenzione, è lento, perché questa volta la voglio tesa, non è questo veloce, assolutamente, è lì, però non c'è la montagnetta. E poi ritorno, e lì, e poi ritorno. Quindi si allunga anche dalla coscia, anche più sull'anca, ok? Cercate di non girare niente, resto lì in avanti e torno, ok? Pronti? 2 volte 8, destra e sinistra, via. 1, 2, 3, questa volta bene sul piede, 4, 5, 6, allungo bene dall'anca, ancora un 8, via, bravi, 8, giù le spalle, 7, 6, 5, 4, no questo, giù 3, 2, e 1, e stop, mi sciolgo bene, sciogliamo anche le spalle. Se è un po' che siamo seduti, secondo me bisogna che ci alziamo, sapete? Ma guai, chi, cosa? Aspetta. Ci ristacchiamo di nuovo. Ci teniamo l'esercizio di prima, però con una variante. Prova, non lo fate. Mi tengo, no qui, lì, dove mi tengo bene, però mi devo tenere bene. Da questa posizione su. Quindi alzo e abbasso. Alzo e abbasso, il piede deve essere sempre teso, attenzione, non mi fate, no, la schiena è dritta, alzo anche 2 centimetri, 3, 4, quello che è, però la schiena deve essere dritta, vai, destra, via, 1, 2, sempre appoggio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attenzione, mollo, sciogliamo, rilasso bene, sentite il crampino che non arriva ma quasi, sciogli bene, sempre la stessa gamba, quindi sempre la destra, sempre lì, adesso prova, rimane lì, 8 tempi facciamo, però sempre in alto, sempre la punta bella flessa, pronti, sempre destro, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anche il secondo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso posso mollare e posso sciogliere, mollare. Sciogliamo, vi do 2 secondi per sciogliere, intanto beviamo, sciogliamo bene la coscia e sinistro. Pronti? No, qua, giù. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo 8, 7, 6, 5, 4, 3, sto su, 2,
1, stop, mollo. Sciogliete, sciogliete, sciogliete. Cercate di sciogliere la parte alta. Bene. E adesso sempre su in alto. Pronti? Mi appoggio lì, giù le spalle. Là. Appoggio bene l'altra gamba e l'altro piede deve rimanere lì. No qua, no lì, là. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondi 8, 7, 6, piede bello flesso, 4, 3, 2, 1, stop, mollo e sciolgo. Lentissimissimamente vengo su. Fatelo piano, se no gira la cavessa. Sciogli, sciogli, sciogli bene. Adesso vi faccio vedere. Mi metto fermi là, con le mani appoggiate alla seduta, piego, ok? Quindi non con le gambe tese, le gambe piegate, le appoggio, il braccio che è fuori, quindi il destro, quindi il sinistro sta appoggiato lì, il destro è libero. Da questa posizione facciamo finta di avere il peso, piego qua un po', la schiena non è così, è lì, ok? Inclinata, ma dritta. Da qua tiro su e mollo. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Lo faccio 2 volte. Quando ho finito, appoggio lentissimamente, faccio leggera gobba del gatto e vengo su piano. Quando vengo su, no, questo ammazza, no, da qua finisco, appoggio tutte e 2 le mani, reclino la testa e lentamente vengo su, ok? Lo faccio 2 volte, sempre dalla stessa parte, quindi 2 volte, un 8, un altro 8, appoggio, vengo su e lo ripeto, ok? Pronti? Perché la prima sarà un 8 di prova, la seconda è quella ufficiale. Quindi se mi temo, attenzione ragazzi, no lì, piegate poco le gambe, poco, e mi appoggio. Mano, braccio destro è morbido, fuori, ok? Testa lunga, faccio finta di avere il pesino e fletto, estendo il gomito, via. 1, 2, 3, con il respiro 4, 5, 6, madonna, 7, secondo 8, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso mollo, tengo tutte e 2 le mani appoggiate, gobba del gatto della schiena, lentissimamente vengo su piano. Se avete che vi gira la testa, vi appoggiate un attimo allo schienale, ok? Ciao! Sciogli bene le spalle, le gambe, sciogli, sciogli e ripeto dall'altra parte, quindi basta che giriate la sedia, vi appoggiate, adesso vi guardo perché almeno così controllo, vi appoggiate, cercate di piegare le gambe un pochino, ok? Piego, appoggio la mano destra appoggiata, la sinistra libera, fate finta di avere il pesino e via. 1, fletto, estendo, 2, 3 e lento, 5, 6, 7, bravi, 8, ancora, 1, respirate, 3, 4, 5, 6, bravi, 7 e 8, lentamente appoggio tutte e 2 le mani e gobba del gatto giù la testa e lentamente sciogli e rilasso. Risposto da nuovo da qua. Sciogliamo, sciogliamo, quindi sempre come prima il braccio destro è libero. Sempre stessa cosa, quindi là sempre piegate le gambe. Da questa posizione stendo in avanti e dietro. Attenzione che non è un pendolo come facciamo all'inizio che è morbido, ma è allungo
e allungo, e allungo, e allungo, come se fosse una pendola, però il braccio è fermo, quindi non morbido. 2 volte 8, sciogli, rilasso un attimo e cambio dall'altra parte. Pronti, mezza. Braccio destro, quindi stavolta la mano è bella tesa, giù la spalla, partiamo da davanti e poi vado dietro, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravi, 7 secondi, 8, piego un po' le gambe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fermi là, sciolgo un attimo il braccio, appoggio tutte e due le mani, lentamente gobba del gatto e vengo su, fatelo piano, sciogli bene e cambio della guardia, togli e vado sinistra, stavolta vi guardo, piegatemi le gambe però un pochino, ok? Non troppo. Vado, braccio sinistro che sdondola, via, testa lunga, vai, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango lì un attimo, sciolgo, appoggio tutte e due le mani, gobba del gatto, lentamente vengo su. Fatelo lento, sciogli, sciogli, sciogli. Ci risediamo. Oh, che ben che si sta. Allora, ci sediamo veramente adesso, ci appoggiamo anche. Manine là. E voilà. Sì, sinistra, destra, giusto. Ogni tanto mi viene da fare lo specchio, ogni tanto no. Non importa, una gamba e torno. L'altra. Allora, se non ce la fate, c'è la scappatoia. Però quelli che non ce la fanno, che non riescono ad accavallarla, mi devono fare hop, 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 altrimenti col fischio gli altri e l'altro, ok? Sempre alterniamo destra e sinistra, partite destra, appoggio bene, giù le spalle, vado, vadi, finili come Fantozzi, vado via, 1, 2, cambio, 3, 4, sorriso, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio gambe, no, le gambe sempre uguali, le braccia si cambiano, pronti, super aria, vai. 1, 2, 3, bravi, 4, 5, 6, 7 e 8. Applauso che non è da tutti, anche perché c'è coordinazione molto bene. Ci facciamo un applauso. Ok, adesso ultimi 10 minuti, ci stacchiamo e facciamo un po' di relax. Staccatevi però dallo schienale, schiena bella dritta, vado verso destra con una torsione, guardate, perché dopo non dovete guardarmi mentre fate, quindi destra, mano lì, senza però chiudere, no questo, rimango là, abbraccio lo schienale e anche la testa, quindi tutta una torsione verso destra, conto 8 secondi e torno, stessa cosa dall'altra parte, lo facciamo poi in maniera abbastanza fluida, ok? Quindi senza fermarci, 8 volte destra, 8 volte sinistra, 8 volte destra, 8 volte sinistra, poronti, partiamo andate verso destra,
vai, mi sistemo e conto 8 secondi. 7, giù le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno e sinistra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso senza fermarci rimango 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio sinistra, 8, 7, 6, 5, giù le spalle, 4, 3, 2, 1, stop, torno al centro, sciogliamo bene. Attenzione, adesso la stessa cosa, ma me la fate 1, 2, quindi già mi preparo pronta a appoggiare braccio e mano dove devono essere poggiate, ok? Senza farlo in maniera veloce perché ho anche la testa che si gira. Partiamo tutti quanti da destra, via. 1, 2, inspiro ed espiro 3, 4, lento, 5, 6, 7 e 8 e torno. E rimaniamo così. Adesso potete stare gobbi, appoggiate tutto l'avambraccio sulle cosce e rimango proprio con la schiena gobba, però non giù con la testa è anche lei un po' rilassata, ma no blam, ok? Quindi là, ok? Adesso inspiro, il palloncino si gonfia ed espiro. Tutta l'inspirazione vengo su, inspiro, espiro. Ancora una volta, inspiro, lentamente, ultima volta, inspiro ed espiro, però rimango su, fermi, rimango su, mani dietro la nuca, no così, là, ok? Apro bene e vado verso l'alto senza inarcarmi la schiena, cercate di allungarla verso su, vai, inspiro e lentamente butto fuori l'aria, lento, di nuovo, inspiro, lento e giù butto fuori l'aria, ultima volta, inspiro e giù e torno, ci appoggiamo, allora ci appoggiamo veramente, adesso cercate di mollare tutto quanto il vostro corpo alle cicale, non c'è la musica, c'è la musica delle cicale che è bella. Rilasso, allora no così, rilasso le mani, le braccia eccetera, ma con i palmi rivolti verso l'alto, ok? Ma non c'è tensione neanche nell'unghia, ok? Quindi è là e iniziate, se volete socchiudere gli occhi, chiudete gli occhi e inspiro ed espiro con la vostra respirazione normale, quindi senza bloccarla, andate, inspirate ed espirate un po' di volte. Cercate di sentire il muscolo che è un po' contratto, di mollarlo là. Le mani devono essere non aperte, perché se sono aperte vuol dire che non sono rilassate ma semichiuse. Spalle, braccia e vai. Anche le gambe possono essere molle. E giù l'aria. Di nuovo inspiro. E giù. Ancora, andate ancora un po' di volte. E un
un'altra volta. E stop. Adesso aprite pure gli occhi, rimango comunque completamente rilassata. Inspiro, le mani non devono avere forza, e giù. Dai, di nuovo, inspiro e giù. Attenzione, inspiro e le porto invece fuori. Di nuovo, ultima volta, inspiro e giù. Torno su. Stendo. Giù le spalle, non state così. Allora, state così e con le spalle che vi si appiccicano alle orecchie. Provate. Lentamente le porto giù. Ok, ferme solo le spalle, non le braccia. Vado ad allungare senza alzare le anche, i glutei devono star fermi. Destra, inspiro e sinistra. Di nuovo vai, destra, inspirate ed espirate dall'altra parte, via, ancora una volta da una parte e una volta dall'altra. Torno al centro, lentamente srotolo le mani, le dita, lento. La 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 la. Le tengo là rilassate. Adesso in maniera sempre rilassata stendo il braccio destro e il sinistro giù. Un po' teso, non esagerato, perché stiamo rilassando. E cambio, inspiro, espiro, vai. Inspiro, espiro, via ancora. 8, giù le spalle, 7, 6, 5, 4, giù le spalle, state giù con le spalle, 3, 2 e 1 e stop. Lentamente ci stacchiamo dallo schienale, lentissimissimamente veniamo su. Fatelo piano, aspettiamo tutti. Quando siete lì iniziate a sgranchirvi un po', mollate, sciogli, divarico un po' le gambe, vado a prendere aria e torno, cambio dall'altra parte, prendo aria, inspiro e allungo. Le ultime 2 volte inspiro senza fretta, espiro, l'ultimo, inspiro ed espiro insieme, una bella inspirazione, chiudo, mani là e giù e bravi, anche senza musica ce l'abbiamo fatta.